Avvocato, questione delle pene, ste benedette pene, siamo partiti con la certezza della pena, siamo arrivati alla fine. Certezza della saga. Io vivo a Udine. Ma aspetta un attimo, insomma, arriva che siamo, sennò si sente tutto. Sì, le riflessioni diciamo sono sempre più di una, no? Cioè si parla di legalità, questa illegalità diffusa a tutti i livelli. L'illegalità diffusa a tutti i livelli provoca il vantaggio, grazie per la correzione del cognome nel frattempo, provoca il vantaggio da parte della persona che singolarmente compra ora il CD, ora la cena presso quella famiglia, ora il trasporto da quell'altra parte e quindi tutti gioiamo. Provoca un danno a livello nazionale per l'economia nazionale, ma soprattutto genera la sensazione di insicurezza. Cioè, sono partito da lì. Io assisto, vi racconto di un processo in aula, dibattimento pubblico, quindi segreti pochi da questo punto di vista, una persona con una ditta, è uno straniero, anche qui non voglio fare nomi di nazionalità, che aveva una serie di rubinetti marchiati CE. La marchiatura era falsa. Ne è stato trovato un capannone pieno. Io alla Guardia di Finanza, quando sono venuti a farmi la prima notifica del sequestro, perché la persona chiaramente, dov'è, lo sapete? Sparito. No? Di nuovo. Gli ho chiesto, scusate, ma chi comprava questi rubinetti? Non lo sappiamo, non siamo in grado di ricostruire. Probabilmente operatori e artigiani, nostrani e foresti, perché qui non si riesce a distinguere, che per risparmiare poi vengono in casa e ti possono mettere un rubinetto che tu credi buono e invece contiene cadmio, piombo e altre sostanze. Lo parlo conoscendo le carte del processo, quindi so cosa sto dicendo. E noi magari quello l'abbiamo pagato con o senza fattura, cioè il sistema è diffuso, genera stupore, andrebbero fatti controlli spesso ancora più approfonditi perché il problema non diventa più punire se ci si riesce quello che va il capannone pieno di pezzi di rubinetteria, tutta la filiera? Ma la filiera di coloro che l'hanno installato, truffando in realtà, se lo sapevano, perché anche questa è una domanda, forse sì in ragione del prezzo e di qualche altro elemento. Non è un attacco ovviamente alla categoria, è una preoccupazione. Ho fatto molti convegni sul marchio Veneto Quality, sul Made in Italy. È chiaro che avere prodotti che abbiano un minimo di certificazione costa di più, però garantisce chi lo vende e chi lo compra. Quindi il problema dell'illegalità è diffuso. È ovvio, non fatemelo tacere, è venuto fuori solo all'inizio, che nel momento preciso in cui entrano delle persone che violano le nostre frontiere quotidianamente e li trasformiamo in persone bisognose perché alcuni di essi scappano dalle guerre e riconosciamo il diritto di varcare i confini dello Stato in modo illegittimo. Parte del Parlamento ha votato essenzialmente PD e 5 Stelle per l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, che è rimasto un illecito ma non più penale, salvo che siano compiute più violazioni. E allora solo da quel momento diventa un illecito penale, ma l'illecito resta. La regola cos'è? Chiunque può venire in Italia a fare quello che vuole. Perché queste trasmissioni le vedono anche all'estero, le sentono, le odono, parlano, ormai la comunicazione è diffusa. Sono sul web. Quindi quando prima ho fatto la battuta ho detto l'Italia è diventata la Las Vegas del crimine, ma diventa una realtà. Allora il magistrato che deve applicare una pena, innanzitutto ha una difficoltà enorme perché applicare la pena significa che sono riusciti a fare le indagini, la Procura della Repubblica, la Polizia per la parte che gli compete, che sono riusciti a fargli le notifiche, altra operazione impossibile, che sono riusciti a portarlo a processo, che il processo non è stato, il reato non è stato abolito, depenalizzato, che non va applicato il 131 bis, quindi solo alla fine di questa cosa c'è la pena. La pena, dicevo, la discrezionalità del pubblico ministero sarà essenzialmente, se la pena è sotto un certo ammontare, la legge prevede che in carcere non ci vai. Cioè è automatico questo meccanismo e il giudice dovrà fare una prognosi cosiddetta, una valutazione, dicendo posso aspettarmi in base a una serie di elementi raccolti, le dichiarazioni del testimone poliziotto e così via, che questo si asterrà in futuro dal commettere altri reati? Se il magistrato risponde sì, in galera quello non ci va e c'ha la pena sospesa. È che i meccanismi sono tanti e tali che di fatto la pena diventa una chimera. Ci si sciacqua la bocca di slogan in Italia, tra i quali la certezza della pena, e queste cose vengono dette da coloro che non garantiscono la certezza della pena. E mi taccio su questo punto, ma fanno la rapina alla Lì, l'ho letto sul Mattino di ieri, ne fanno un'altra a Cittadella, l'articolista del quotidiano diceva a un certo punto, hanno fatto la rapina, le telecamere però non erano in funzione, stavano modificando il sistema. Anche se li vedono adesso sono col volto occupato. Beh, insomma, diciamo che allora queste telecamere
Io seguo perché mi occupo anche di privacy le aziende che fanno queste faccende delle telecamere. Ci sono costi enormi nel fare l'applicazione delle telecamere in regola, perché non tutti le hanno in un modo regolare. Basterebbe un provvedimento del garante che dica, a differenza di quello che è stato fatto prima, in questo caso anche del legislatore, perché c'è una legge da modificare, si possono fare le registrazioni, si possono tenere le registrazioni, non per 24 ore, si possono tenere. Se c'è un'attività professionale, commerciale, un'azienda, fine, basta, sarebbe già risolto metà del problema. E qui c'è un problema perché di qui legge. c'è un problema di legge che manca, che ti dice non puoi tenere le registrazioni. Ma chi è in regola? Queste cose ben vengano. Per chi è in regola? Il problema è chi che non è in regola, capisci? Sembra sempre E questo è un passaggio importante. La seconda cosa però è, alle attività commerciali che hanno il sistema d'allarme, che mettono le telecamere, che hanno un sistema, un contratto con un istituto serio di vigilanza, non polizia privata, non chiamiamola così, sono guardie giurate con la licenza del prefetto, hanno una centrale radio, devono rispondere a determinate regole di garanzia e devono tutelare il patrimonio, non le persone. Però è chiaro che se una persona con la pistola in fianco va a controllare, l'antitaccheggio è uno degli aspetti, va a controllare i negozi limitrofi per vedere che tutto sia a posto e vede qualcosa che non fa, si attacca al telefonino, chiama la questura, chiama la stazione dei carabinieri, anticipa l'intervento e comunque un effetto deterrente. Ma perché non interveniamo su questi elementi? Chiaro. Ferretti, volevo chiedere a lei, perché è stato più volte, e voi come vi sentite alla luce di questa situazione, depenalizzazione, processi lunghissimi, vostra situazione è difficile perché vivete una situazione di difficoltà? C'è una situazione di difficoltà che è quella del Paese, insomma le forze dell'ordine sono un po' lo specchio in questo, forse più visibile perché insomma si vedono le macchine diminuire, si vedono le condizioni con cui si circola. E se poi dite che c'è un giubbetto antiproiettile scaduto, viene indagato rischi l'indagine, sì. Perché rischi l'indagine? Ma diciamo che in quel caso là forse hanno peccato un po' di ingenuità quei colleghi di Roma nella trasmissione, perché va da sé che determinati elementi sono un po' delicati, riservati, soprattutto in questo momento bisogna stare anche un po' attenti a come si dà una notizia, per quanto vera, perché nel caso di specie era anche vera. Ci sono i canali che non sono solo quelli istituzionali ma anche quelli sindacali, per cui ovviamente altrimenti non avremmo ragione d'essere se il singolo dovesse esporsi da solo per rappresentare una situazione di disagio che c'è. D'altro canto, se pensiamo che da qua a breve la situazione possa migliorare, direi che ci raccontiamo una bugia, perché sarà difficile che in un futuro immediato ci siano più auto dei carabinieri o della polizia per strada. Noi non da oggi insistiamo in questo senso su una razionalizzazione che può essere sia sottrarre a servizi burocratici chi attualmente vi è impiegato, che comunque è, diciamo, al di là del dato meramente numerico che può sembrare distorto, però siamo in una situazione fisiologica o patologica, nel senso che sono addirittura pochi rispetto a quelli che dovrebbero essere per gestire tutta quell'attività di back office che porta poi l'attività vera strettamente di polizia. E in questo senso l'unificazione delle forze dell'ordine, che non è l'assorbimento della forestale da parte dell'Arma dei Carabinieri, perché se a Teolo Bresseo i cittadini si organizzano, ed è un'ottima iniziativa per come la vedo io, per come è stata strutturata, per effettuare, ma io non le chiamerei ronde, come le hanno chiamate loro, le passeggiate coi cani, cose, perché ronda evoca un po'... controllo di vicinato. Un controllo di vicinato, che fa il paio con quello che diceva prima Sommariva, nel senso che se si cambia la mentalità, è vero che è un lavoro lungo, non è un lavoro che dà un riscontro immediato. Però io cittadino che pago le tasse, che lavoro tutto il giorno 8 ore, mi devo anche fare 2 ore di notte al freddo perché lo Stato non mi tutela, non mi sembra tanto equo, perché altrimenti mi trovi ladruncoli in casa. Altrimenti dici a che cosa servi tu. Esatto, però, allora mi detrai le tasse, benissimo, io lo faccio e mi togli, mi defiscalizzi. Ci sono forme come quella organizzata anche non ti deve fare del male, questa è la regola. Tu Stato non mi difendi, io devo potermi difendere. Cioè dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo rovesciare il sistema. Il problema è ma io parlo sempre di prevenzione, perché è vero che la difesa, però... Tu sai che se vieni in casa mia e io per caso
o ti sparo, ti do il bastone sulla testa, sarai un morto sul lavoro, perché sei venuto a rubare e hai rischiato la pelle. È deterrente perché te lo dico prima. Il problema è che... ecco perché qui parlare, vedi anche le forze di polizia, compresa la polizia locale, l'altro giorno permette immediatamente di avere già gli uomini, di metterli subito sulla strada e di arrivare immediatamente. L'altro giorno... L'esempio di Padova, ti chiedo scusa, dove abbiamo reso ispezionabile da parte della polizia e dei carabinieri anche tutta la videosorveglianza della città di Padova, del comune di Padova. Questo, senza aver speso un euro, ha permesso a tutte le forze di polizia con un joystick comandabile da 3 sale operative di verificare la telecamera per telecamera. Abbiamo speso 0, ma abbiamo ottimizzato il controllo sul territorio, perché è inutile mettere 100.000 telecamere se poi non c'è nessuno per guardare. Io parlavo di divisione dei compiti, di divisione dei compiti in questo senso, perché telecamere poi intelligenti. Il rischio qual è? Che quando ci sono le statistiche che non comodano al rappresentante pro tempore della questura, tutti quanti, faccio una battuta, andiamo a fare antidroga. Allora la polizia locale fa l'antidroga perché diciamo è quella più rapida, veloce, si va in cavalcavia Borgomagno, sono quasi sicuro di trovare anche occhi chiusi, faccio statistica, sistemo i numereti, per quel mese sono a posto. Però se la polizia locale fa antidroga, i carabinieri fa antidroga, la polizia di Stato fa antidroga, chi fa il controllo contro la contraffazione, chi fa l'antimafia, chi fa tutto il resto, chi fa anche il controllo del traffico, perché la polizia locale principalmente dovrebbe essere preposta a quello. Allora, se la polizia locale, anziché strutturare tutta una serie di reparti particolari, che vanno anche bene per carità, fino a che diciamo restano in un ambito fisiologico, dà seguito a quelle che da anni sono le proposte di polizia di vicinato, perché non parlavo solo di arrangiarsi da soli, parlavo di sicurezza diffusa, in questo senso qua va allertato sempre la centrale il vigile di quartiere, giusta, il vigile di quartiere, il poliziotto di quartiere. Visto che abbiamo iniziato, adesso va di moda l'antiterrorismo, ma di queste cose qua non si parla più, ci sono, ce le abbiamo, funzionano. Siccome deve lasciarci Edison Mariva al volo, una battuta di chiusura di Edison Mariva, poi la faccio andare via. Dobbiamo difendere meglio le persone, ma cominciare a difendere anche le imprese. Il nostro Stato questo non lo sta facendo e per esempio i controlli efficienti che fa sulle imprese li deve trasferire anche sul mercato delle non imprese, perché la politica ha l'obbligo di fare le regole del mercato e di rispettare che tutti le osservano, e con un grande senso civico a cui tutti dobbiamo contribuire, noi rappresentanti di imprese, la politica e i rappresentanti dei consumatori. Perfetto, io la ringrazio e la lascio scappare via. Prego, finisca pure, ha finito l'intervento. Sì, no, era per riprendere un attimo il discorso sulla legittima difesa, senza entrare in tecnicismi che poi non mi competono neanche. Il timore mio è questo, e in questo gli Stati Uniti diciamo fanno un po' da faro in negativo. Il rischio qual è? Di subire un brutto processo e il bel funerale, di farlo alla nonna che si è svegliata di notte e è andata ad aprire il frigo, al figlio che è entrato tardi a casa, o peggio ancora dal mio punto di vista alla volante allertata dai vicini mentre noi dormivamo, perché questa diffusione delle armi in mano a chi non ha una formazione come è quella di appartenente alle forze dell'ordine o alla polizia locale, che ti insegna che quella è veramente l'extrema ratio, si rischia di arrivare all'esatto contrario di quello che ci prefiggiamo, cioè a un'ulteriore insicurezza. Obblighiamo a fare dei corsi ai poligoni per coloro che hanno un'arma. Baggio, un attimo solo, siamo in chiusura che poi scusate, tira le fila. Risolviamo il problema a monte. Una cosa che oggi, stasera, abbiamo fatto, secondo me, una grande sinergia. Noi, come ASCO, abbiamo fatto un qualcosa che riguarda Padova. Abbiamo preso un accordo con l'Università di Padova. Vogliamo ricreare e vedere come dare una mano perché la città ricominci a vivere, perché dove, mi sembra che sia stato l'avvocato, dove viene chiuso una saracinesca, un negozio, là lasciamo spazio agli altri, il vuoto viene riempito magari illegalità o persone poco affidabili. Il bar è un po' il mio settore, un bar aperto comunque dà anche sicurezza. Fa la sentinella. Quindi se noi faremo uno studio per la città di Padova e lo presenteremo, non so in quanto tempo, ma comunque una cosa che può dare, far rivivere la città, secondo me, lo slogan che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori:
Padova deve diventare un fiore all'occhiello del centro del Veneto. Ma tutte le città del Veneto. Noi parliamo per Padova, certo. oggi quella cosa. Tiriamo le fila, siamo in chiusura. Luigi Sposato, Sì, che cosa ne estrapola tutto questo diciamo come che Padova, ascoltatore? a mio avviso, è già il fiore all'occhiello No, ma non limitiamoci per tante al cose, territorio di Padova, obiettivamente è così, insomma, quindi non è che... Allora, io da questa nostra chiacchierata ho avuto qualche risposta, diciamo, no? Ero venuto qui cercando di capire come mai il giudice emette le sentenze e queste poi mi ritrova a spasso chi delinque, e come mai insomma, questo possa avvenire. Io credo di aver avuto qualche risposta, che dico alla fine. Dalla discussione, quello che è emerso e che io condivido in particolar modo, soprattutto dal dottor Baggio, è il discorso del dialogo tra le varie componenti e i vari attori. È necessario tutta un'azione sistemica da parte di tutti per cercare di far fronte alle necessità di sicurezza. E l'attenzione alla prudenza e alla prevenzione, e l'aumento del senso civico, quindi attraverso interventi nelle scuole, di varie associazioni, quindi un'azione maggiore sull'educazione, un maggiore intervento anche da parte dello Stato, che in altre occasioni si è dimostrato veramente determinato, vedi lotta al fumo e quant'altro che è stato detto. E abbiamo anche discusso sull'opportunità di rivedere le norme, però noi siamo anche il paese che legifera più di qualsiasi altro Stato, quindi mi chiedo, abbiamo più bisogno di leggi o ne abbiamo bisogno di meno? È una domanda alla quale magari un giorno avrà. Io la risposta che ho avuto, Ellen, è questa, perché sono venuto qui cercando di capire come mai uno che viene condannato poi me lo veda a spasso, che poi è mortificante e va a danneggiare tutti quanti. Mi sono studiato un po' brevissimamente il processo penale, no? E so che c'è una fase di minaccia della pena e quella è il giudice che deve seguire la legge, quindi non può metterci molta discrezionalità, ecco, deve seguirla. La fase della commisurazione, e lì lui ci mette discrezionalità, è la fase dell'esecuzione della pena, dove va a vedere tutte le varie attenuanti, se la persona può essere recidivo, se la persona può essere recuperabile e quant'altro, come è giusto che sia, perché un condannato ha il diritto di doversi, diciamo, di riappropriare della propria libertà. Ecco, io credo che sarebbe da disquisire, magari in un momento successivo, le motivazioni, le analisi, i ragionamenti che portano i vari giudici alla emissione di una sentenza di esecuzione. Ma là magari dedichiamo anche un capitolo a sé stante, ecco, quindi magari ci sarebbe bisogno di un dibattito. Sì, no, perché credo che sia necessario. Ecco, quindi, ritornerà l'avvocato e ci spiegherà questa fase ulteriore, perché sennò apriamo un capitolo e siamo fuori tempo. No, immagino, non potevamo, ecco, però quindi ho compreso che c'è una discrezionalità assoluta da parte del giudice. Ecco, questo è quello che ho compreso. Sarebbe pessimo che il giudice fosse un computer o un jukebox che metti la monetina e ti dà la sentenza. Ci sono stati dei tentativi in questo senso nei primi anni di informatica giuridica, ci si è resi conto che per fortuna il giudice è una persona che ha gli elementi di esperienza e di conoscenza per poter trarre le conclusioni del caso concreto, ci mancherebbe altro. A me non impaurisce il sistema americano, non sono né a favore né contro, preferisco un controllo delle armi e preferisco un numero di armi più contenute, però preferisco un sistema, uno Stato che protegge il cittadino, quello che paga le tasse. E la domanda che faccio riguarda la legittima difesa, ma riguarda in realtà il benessere dei nostri bar, dei nostri ristoranti, ma delle attività tutte in generale, è: può lo Stato processare un cittadino che cerca di difendersi quando lo Stato non è capace di prevenire la sicurezza dell'individuo e della collettività? Grande domanda. Questa è la domanda. Ma non la poniamo pretendo lui, la risposta oggi, ma la domanda chiaramente è questa. Se la risposta è lo Stato non è in grado, allora ci vuole una rivoluzione culturale, dobbiamo introdurre non l'elemento che fu introdotto nel 2006, poi si è sbriciolato perché era troppo facile, ma un elemento ulteriore. Okay? Un concetto ulteriore, va modificato qualcosa, è già una presa d'atto, è un risultato enorme. Benissimo, io vi ringrazio tutti quanti, ci sono delle domande che ancora non hanno delle risposte, però l'importante, già un passo avanti, è tirar fuori questi problemi, tirar fuori il fatto anche di una depenalizzazione, che c'è una percezione, perché a forza di parlarne qualcosa si riesce a fare, e soprattutto i cittadini non si sentono, anche commercianti o cittadini comuni, abbandonati a se stessi in una solitudine in cui a volte viene veramente da dire faccio da solo perché nulla viene fatto, e non tutti leggono i giornali quotidiani e hanno l'informazione così a portata di mano. Dobbiamo chiudere. Siamo veneti, dobbiamo reagire. Ecco, in qualche modo bisogna reagire. Grazie ancora, grazie Luigi Sposato, grazie a tutti quanti voi di essere stati qui con noi e a voi di averci seguito. Noi ci vediamo domani come sempre. Grazie, buonanotte.
Adesso andiamo a scoprire un progetto di Euro Interim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché? Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un doposcuola. Dire che un doposcuola è in un certo senso riduttivo. Noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il doposcuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Il Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni. Quindi abbiamo un problemino, insomma, magari che ne so, con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente al ragazzo in modalità one-to-one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. I ragazzi non sono, neanche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one to one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio è un momento nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, decidiamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema proprio per evitare che questo problema diventi un macigno. È un sassolino che viene presto insomma eliminato. E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quintopiano.it. Perfetto, insomma per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli e supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane quando altrimenti magari sarebbero da soli, la soluzione è Quinto Piano, un progetto di Euro Interim Servizi.